Se da una parte tengo il Col de Lana e dall'altra tengo il Sette Sas, all'interno di questi due punti di riferimento abbiamo il passo Sief e il bivacco Sief, ed è dove che ti sto per portare ora all'interno di questo mio nuovo video. E oggi si sale al passo Sief, una piccola forcelletta molto panoramica che si trova proprio al centro tra il Col de Lana e il Sette Sas. Una bella escursione, un piccolo anello poco impegnativo, ma che più a monte porrà sicuramente dei punti di vista molto interessanti che non guardano solamente verso questo versante delle Dolomiti Bellunesi, ma si apriranno così anche delle meravigliose panoramiche che guardano direttamente verso il Trentino, verso il gruppo del Sella, verso la Marmolada e verso anche altri versanti che poi tra queste due regioni andremo un po' a scoprire un po' alla volta, strada facendo. E punto di partenza di questa mia nuova giornata al castello di Andraz, quindi mi trovo nel versante più a nord delle Dolomiti Bellunesi. E la prima parte di sentiero si divide per qualche centinaio di metri in due diverse numerazioni, un unico cammino, il sentiero 34 e il sentiero 35, per arrivare poi nel giro di breve tempo a questo bivio, tenere sulla sinistra e seguire le indicazioni per il Col di Lana, quindi sul sentiero numero 35. E il sentiero 35 sale leggermente, camminando alla base del versante a nord del Col de Lana. Infatti le tabelle escursionistiche che troverete lungo il vostro cammino daranno come riferimento proprio la vetta del Col de Lana. Vetta che poi, una volta raggiunto il passo Sief, sulla sinistra si intraprende un nuovo sentiero che continua poi la salita e giungere così nella meravigliosa vetta panoramica del Col de Lana, ma noi ovviamente in questo caso rimaniamo come punto di riferimento per ora il passo Sief. E come si può ben vedere è un cammino che si snoda all'interno di questa strada forestale, per cui si cammina su leggeri saliscendi, una bella passeggiata, definiamola pure così, all'interno di questi boschi che per il momento, ovviamente di tutto ciò che tra un po' avrò attorno a me, questi boschi che tengono ancora
ben nascosto. Eh sì, essere proprietari di una piccola baita fuori dal mondo all'interno di questi boschi dove gli unici rumori sono questi, credo sia non una fortuna ma un qualcosa ancora di più. Ma l'intero itinerario, l'intero cammino che sale in direzione del passo, da questo punto sarà così, abbellito in gran stile da una serie di piccole baite, di piccoli masi, fienili che durante l'estate vengono ancora fortunatamente monticati, quindi la presenza di pascoli all'interno di queste distese erbose che un po' alla volta troveremo man mano che si sale. Una meraviglia. Ed ora, approfittando di questa diramazione dei boschi che danno così luce a questi bellissimi solari prati erbosi, un primo punto di vista, un primo assaggio, definiamolo così, delle bianche pareti rocciose del Sette Sas. E un po' alla volta si comincia a far chiarezza su quello che è il luogo che mi sta ospitando in questa giornata. Quindi partendo dai boschi ora si aprono in maniera molto più emozionante, lasciatemelo dire, si aprono queste bellissime panoramiche. Ovviamente per il momento il re di questo territorio, di questo meraviglioso alpeggio, rimane ancora il Col di Lana. E ciò che colpisce da questa posizione è che oltre ad avere i primi spunti panoramici verso il Sette Sas, se guardo verso est, essendo ora in un punto a differenza del castello di Andraz ovviamente più in quota, il Sas d'Estria, il Lagazzuoi e più lontano la meravigliosa Tofana di Rozes.
E man mano che si sale verso questi versanti è ben evidente il fischio delle marmotte. Ovviamente hanno percepito la mia presenza e quindi quel suono naturale che echeggia lungo queste vallate e questa tana bella fresca, quindi sicuramente in questo periodo abitata da qualcuna di queste straordinarie, meravigliose creature. E ora, man mano che mi innalzo di quota, quelle che sono le prospettive sia del Col de Lana che del Sette Sas cominciano un po' alla volta a cambiare. Adesso mi sto dirigendo verso il passo, quindi mi allontano maggiormente dal Col de Lana, avvicinandomi invece maggiormente in quello che è questo versante più a monte che guarda poi direttamente verso il Sette Sas. E arrivato a questo punto, questa bella e ben visibile tabella escursionistica mi dice che devo abbandonare la mia strada forestale. Io invece devo tenere la sinistra per quelle che sono le indicazioni di Sief e del Col de Lana, che mi porterà ovviamente direttamente al passo Sief. E in questo periodo, a metà giugno, queste distese erbose sono dei quadri colorati di fioriture meravigliose. Ed eccomi ai 2211 metri del passo Sief. Se alle mie spalle mi lascio le Dolomiti Bellunesi, le Dolomiti del Veneto, quindi quei versanti che abbiamo visto in fase di salita, oltre che al Col de Lana, il Sette Sas, il Lagazzuoi e la Tofana di Rozes che guardano in direzione del passo Falzarego, da questo punto si apre ora una bellissima panoramica che guarda verso la Val Badia, che guarda verso anche alcuni versanti della Val Gardena, ma soprattutto un punto di vista meraviglioso di ciò che è il grande, meraviglioso, maestoso massiccio del Sella. E per quanto riguarda questa mattinata, sebbene al ciel sereno come potete vedere, in alcuni versanti, in alcune vallate, una leggera foschia purtroppo non rende merito alla bellezza panoramica che il Sella può offrire da questo punto, però ciò che basta per ammirare il Pizzobue è ancora completamente immerso nella neve invernale e poi tutto ciò che contorna da un punto di vista roccioso, montuoso, questo nuovo versante.
Ed ora una piccola pausa, arrivato a questo punto, zaino a terra, mangiamo qualcosina e ovviamente scrutando al meglio questo panorama dove un po' più lontano, adesso la vedrete, un primo spunto visivo anche della Regina Marmolada. E quando si cammina all'interno di questi territori ovviamente non si può dimenticare ciò che durante la Grande Guerra del 15-18 sono stati questi gli stessi scenari di feroci, brutali bombardamenti con migliaia e migliaia di morti. Alle mie spalle tengo in questo momento la croce di vetta del Col di Lana e chi conosce il Col di Lana, chi conosce la storia di quei 3 anni di guerra sa benissimo di cosa sto parlando, indipendentemente che fossero soldati italiani, indipendentemente che fossero soldati nemici, anche se poi il nemico non esisteva perché erano dei poveri ragazzi, dei giovani che venivano mandati proprio al macello sotto ordini di persone che ovviamente se ne stavano ben riguardate dalle prime linee. Invece loro andavano contro una guerra non voluta e che ovviamente ha portato con sé migliaia e migliaia di morti. Ed ora il cammino prosegue, lascio il passo Sief in direzione proprio del Sette Sas, di questa lunga e bianca parete di roccia, pura roccia di Dolomia. 20 minuti, un quarto d'ora, una mezz'oretta, forse anche meno, per raggiungere così il bivacco Sief. Sentiero numero 21 in direzione del Pico del Sette Sas, si cammina lungo questa cresta, ovviamente ancora per questo periodo animali al pascolo, nemmeno l'ombra, però penso che non dovrebbe mancare molto, tenendo in considerazione che l'ultima volta che sono passato in queste zone è stato 2 estati fa, nel 2023, allora si era in pieno luglio e vi posso assicurare che questo ambiente era completamente invaso da mucche, cavalli e capre a rendere veramente magia di questo luogo. Ancora oggi, come ho detto che prima, siamo a metà giugno, non c'è ancora nulla all'orizzonte. Ed eccomi al bivacco Sief a 2262 metri di altitudine.
E come potete vedere questo bivacco non offre possibilità di poter passarvi la notte, non ci sono spazi riservati a dei letti, non c'è nemmeno una stufa a legna dove potersi scaldare durante la notte, anche d'estate, ma offre unicamente questi bei tavoloni e queste panche in legno per una pausa durante un vostro cammino, magari l'anello escursionistico del Set Sas stesso, che partendo dal Passo Valparola ritorna dal versante opposto nuovamente al Passo Valparola. Bivacco Sief, 2216 metri di altitudine. Come dicevo all'inizio del video, i punti panoramici che si riescono ad osservare qui direttamente dal bivacco sono straordinari. Purtroppo le spalle erbose che adesso mi lascio invece verso i versanti del Trentino non riescono più a darmi punti panoramici come era prima al passo, quindi quel versante della Marmolada. Entrando in Trentino, il gruppo del Sella, quel tratto della Val Gardena e delle Puezzodole da questo punto non sono più visibili, bisognerebbe risalire di un centinaio di metri il sentiero e quindi tornare leggermente in quota e avere così la panoramica che vi ho fatto vedere prima. Ma ciò che ora dà spettacolo da un punto di vista naturalistico, paesaggistico, sono le Dolomiti Bellunesi, questo versante dell'Alto Agordino che confina con le Dolomiti Ampezzane. E se devo fare una cronostoria di ciò che vedo da questo punto, cominciamo con il Gran Lagazzuoi, il Lagazzuoi, la Tofana di Rozes, il Sas di Stria, le Cinque Torri, il Sorapis, l'Averau, il Nuvolau, la Ragusela, il Cernera, il Pelmo, lo Spitz de Pore, il Monte Civetta e dietro di me il Col de Lana. Molto bene, ed ora arriva il momento di rientrare nuovamente in direzione del castello di Andraz. Se vi ricordate bene, prima ho lasciato la strada forestale sul sentiero che sulla sinistra tabelle di cammino mi davano indicazione Sief Col di Lana. Bene, adesso scendendo in direzione nuovamente di Andraz vado ad agganciarmi a quel tratto di strada forestale che non ho eseguito, su cui non ho camminato, appunto per seguire la giusta direzione per il passo Sief. E in questa fase di rientro non c'è sentiero e non l'avete nemmeno segnato sulla vostra mappa escursionistica, ma qui vale un po' del senso di orientamento. Avete di fronte a voi vaste distese prative in continua discesa, avete come punto di riferimento le baite e i fienili che stanno leggermente più a valle, avete la libertà di muovervi un po' dove volete, senza nessun pericolo, ovviamente, e scendere quindi in direzione di quelle baite, questione 10 minuti, un quarto d'ora di discesa, quindi
Da questo punto fino al raggiungimento della strada forestale, fino a raggiungere i piccoli fienili che stanno leggermente più a valle, avete campo aperto se avete voglia di uscire dal normale sentiero di cammino, altrimenti siete costretti, tra virgolette, tornare al passo Sief, rifare il stesso percorso della salita, ma in questo caso non avendo nessun pericolo di fronte a voi, ma bensì spazi aperti che vi danno l'opportunità di poter camminare in libertà, ma soprattutto di avere dei riferimenti di cammino. Io vi consiglio a questo punto di lasciarvi andare. E si cominciano a trovare i primi fienili, queste prime baite che ovviamente sono utilizzate unicamente durante l'estate per gli alpeggi, e poi anche quello che rimane di antichi alpeggi. Rimangono qui ancora dei ruderi di piccole baite che Dio sa da quanti anni, da quanti decenni vivono, tra virgolette, all'interno di questo territorio, di questo angolo meraviglioso. Dio sa quante stagioni, quanti alpeggi nel passato avranno visto queste pareti di legno ormai dismesse. È a 2050 metri di altitudine questa bellissima baitina che porta il nome di Chi Teresa. Riferimento questa struttura, questa piacevole struttura, perché proprio all'altezza del suo crocefisso, come avete visto, inizia la strada forestale che comincia la lunga discesa in direzione del castello di Andraz, quel tratto di forestale che però questa mattina io non ho fatto perché, come ricorderete, ho deviato sulla sinistra seguendo le indicazioni per il Col di Lana. Sief Col di Lana, e questo è il punto dove questa mattina ho fatto quella deviazione sulla sinistra, alzandomi verso i verdi e fioriti alpeggi e giungere così al passo Sief. In questo caso invece vengo da un versante leggermente opposto, come avete potuto vedere, ma ora ritorno nuovamente sul sentiero di questa mattina, sulla strada interna forestale che a questo punto mi conduce giù direttamente al castello di Andraz, il punto di partenza di questa mia giornata all'interno di questo fantastico ambiente. Questa è sicuramente un'escursione dagli spazi aperti, infiniti, straordinaria.
e vi posso garantire che questa escursione profuma di estate. Sono circa 500, poco più i metri di dislivello dal punto più basso, punto di partenza del castello di Andrazze, e il punto più in quota, in questo caso il passo Sief, 1700 metri Andrazze, 2200 qualcosa. Invece per quanto riguarda il passo Sief, come avete potuto vedere, si segue inizialmente per una buona parte una strada forestale su sentiero ben marcato, per poi con una deviazione sulla sinistra intraprendere quindi quelli che sono i prati, i pascoli fioriti che poi portano successivamente al passo Sief. Dal passo Sief giungere poi al bivacco, che sta leggermente più basso rispetto al passo stesso, è una questione di una ventina di minuti, ovviamente ai piedi delle meravigliose pareti del Set Sas. E poi per scendere invece ho seguito, come avete visto, un po' un fuoripista, quindi un cammino che è sceso attraverso ampi spazi prativi dove non c'è nessun pericolo, nessun rischio, un po' di spirito di orientamento, tenendo in considerazione le prime baite che si vede facendo questa uscita di sentiero. Ecco, poi se voi ovviamente preferite rimanere sul sentiero, non vi resta altro che seguire lo stesso percorso dell'andata, quindi dal bivacco tornare nuovamente al passo, e al passo poi attraverso gli alpeggi rientrare nuovamente sulla forestale interna. Tempistiche non ce ne sono, 4-5 ore, una giornata tranquillamente e senza tanto impegno e senza tanto fare le corse. Riuscite a completare questo cammino, quindi non ci sono tempistiche. Io dico che soste incluse, 5 orette andate e tornate, ma molto tranquillamente. Per quanto riguarda il bivacco invece avete visto che è un allestimento unicamente realizzato con delle tavole, con dei tavoloni in legno, con delle bellissime panche in legno. Invece non c'è possibilità di dormire perché non c'è la presenza di letti o qualcosa che comunque possa dare come riferimento anche un bivacco notturno. Non c'è una stufa a legna, non c'è nient'altro di tutto quello che di norma nei bivacchi si trova. Una bellissima serie di panoramiche, peccato per il versante del Trentino, quello che guardava in direzione del Sella e della Val Gardena, perché purtroppo una leggera foschia ha tenuto un po' nascosto, non ha dato un buon risalto di quelle che erano le grandi vette sia del Sella che delle Puez Odle, perché si vedono anche quelle. Però insomma l'idea è ben chiara. Invece per quanto riguarda il versante verso le Dolomiti Bellunesi, sia le Ampezzane che le Dolomiti Agordine, invece c'era un po' più di visibilità, quindi questo ha comportato la fortuna, ha portato ad essere fortunati e quindi di seguire e di ammirare il panorama che si poteva vedere lassù direttamente al bivacco. Ed è una giornata, come avete potuto ben vedere, che per 2/3 si snoda su un sentiero a cielo aperto. Trovate boschi unicamente nella parte iniziale, quella che parte direttamente quindi dal castello di Andrazze, per poi aprirvi all'interno di questi ampi spazi, ampi alpeggi e quindi al cospetto del sole estivo. Mi raccomando, perché durante l'estate lassù fa molto caldo, quindi un bel cappellino, una bella protezione per la cabeza e ovviamente una buona scorta di liquidi, sebbene comunque sia ci siano diverse diramazioni di piccoli torrenti che scendono verso valle. Però alcuni di questi l'acqua è abbastanza torbida, quindi bisogna stare un attimino attenti, soprattutto per il fatto che poi con la stagione estiva e gli alpeggi presenti in quota gli animali bevono l'acqua di quel torrente, di queste venature presenti, quindi bisogna porre un po' di attenzione su questo. Per il resto altre indicazioni non ho da darvi, se non ringraziarvi per l'ennesima volta della fiducia che ponete nelle mie parole, nelle mie immagini e nei miei sentieri. E alla prossima, vediamo dove mi porterà il destino.